Il Goceano ancora oggi si presenta primitivo. La solitudine e il silenzio regnano incontrastati in un paesaggio quasi del tutto incontaminato. Una situazione dovuta al suo lungo isolamento, in cui il rapporto uomo-natura è sempre stato basato, fortunatamente, sul rispetto dell'ambiente. Lo sviluppo civile ed economico, principalmente basato sulle attività silvo-agro-pastorali, inizialmente è stato rallentato da un sistema di comunicazioni insufficiente, costituito da sentieri non sempre percorribili a cavallo, e nonostante ciò la storia affonda le sue radici nel lontano prenuragico. Soltanto nella seconda metà dell'Ottocento, con lo sviluppo dei trasporti, si è andato affermando un'economia di scambio a scapito di quella naturale. Infatti, nel 1822 venne iniziata l'opera stradale che diede a tutta la Sardegna una nuova fase verso la civiltà e il progresso, la Carlo Felice. Progettata dal Carbonazzi, la dorsale sarda ha collegato Cagliari a Porto Torres, passando per Oristano e Sassari. Lunga 236 km, la statale 131 fu aperta al traffico nel 1829. Nel 1887 l'isola poteva disporre di un nuovo sistema stradale, integrato da un buon sistema di linee ferroviarie, a scartamento normale e ridotto. Nel Goceano il treno con locomotive Winterthur fece la sua comparsa con la costruzione della tratta Ozieri-Tirso, punto d'incontro della tratta Macomer-Nuoro, attualmente attiva. La Ozieri-Tirso, completata nel 1893, è stata soppressa nel 1969, sostituita da autolinee che disponevano di strade comode e veloci. Il Goceano, amministrativamente, rientra nella provincia di Sassari, seppure guarda con interesse verso Olbia, città emergente economicamente. In quest'area, al centro del nord Sardegna, la montagna e la pianura sono i due elementi naturali dove ruota l'economia. Gli amministratori dei vari comuni e della comunità montana intendono far decollare un piano di sviluppo che prevede, oltre ai settori tradizionali, la valorizzazione delle risorse storiche, archeologiche e naturalistiche, delle quali la zona è molto ricca. Una meta che si prefigge di raggiungere anche la legge regionale sui parchi del 1989, che indica la catena montuosa del Marghine Goceano, una delle 9 aree in Sardegna da destinare a parco. Nel Goceano sono stati segnalati 260 siti archeologici, dei quali 18 sono tombe di giganti, 57 Domus Deianas e ben 174 sono nuraghi. La cultura più lontana è quella chiamata cultura di Ozieri, risalente al 3000-2300 a.C., le cui testimonianze sono rappresentate da tombe a grotticella scavate nelle rocce, denominate Domus Deianas, e da materiali in esse rinvenuti. Appartiene a questa cultura la grande necropoli di Molia, in territorio di Illorai, che qui vediamo. Del periodo romano restano i segni di un impianto termale nella piana di San Saturnino, che ne favorì l'insediamento intorno, e soprattutto resta un ponte sul fiume Tirso, in territorio di Illorai, detto Ponte Ezzu, che collegava il Goceano ad Affa, l'attuale Mores, dove passava la grande strada romana che portava da Turris Libissonis, l'attuale Porto Torres, a Calaris, oggi Cagliari. Il ponte in seguito fu ricostruito dai Pisani. Il castello del Goceano è il simbolo nel territorio del periodo medievale. Fu fatto costruire sopra un colle impervio, inaccessibile da 3 lati,
per esigenze militari tra il 1127 e il 1129 da Gonario II, giudice di Torres. Successivamente fu chiamato di Burgos, dal nome omonimo del paese adiacente, che fu fondato nel 1393 per decisione del giudice d'Arborea Mariano IV. Intensa fu l'attività religiosa dei monaci camaldolesi, ai quali furono dati in consegna nel 1163 tre importanti chiese: Santa Maria di Anela, San Giorgio di Aneletto e San Saturnino, in territorio di Bultei, che qui vediamo. Questa chiesa fu costruita nel XIII secolo sulle rovine di un nuraghe, in sostituzione di quella che fu donata ai monaci. Sul Monte Rasu, in territorio di Bottida, a 954 metri di altitudine, si trova il convento francescano più antico della Sardegna. La copertura forestale è costituita dai boschi più famosi ed estesi della Sardegna e vi sono conservati, anche di età millenaria, essenze tipiche della foresta sarda: il leccio, l'agrifoglio, il tasso, la roverella, la sughera. 3 sono le tenute forestali della regione Sardegna, amministrate dall'azienda Foreste Demaniali di Sassari, ricche di sorgenti e luoghi di sosta, dove sono consentiti con autorizzazione i campeggi. La tenuta Fiorentini, in territorio di Bultei, è di alto interesse forestale e archeologico e ospita a Safraigada, in località su Tassu, alberi di pino lariccio che con i loro 30 metri di altezza sono considerati le essenze vegetali più alte della Sardegna. La tenuta Anela, in territorio del comune omonimo, è la più elevata dell'isola. Il suo clima fresco ha caratteristiche appenniniche. Qui sono stati impiantati aceduo, faggi, castagni, pini larici, abetti e cedri. La tenuta Monte Pisano, in territorio di Bono e di Bottida, conserva nelle pendici nord-ovest di Monte Rasu il biotopo di Sosniberos. Nell'oceano vi sono tantissimi altri luoghi di notevole interesse naturalistico, tra cui il parco comunale di Scuvudè, in territorio di Illorai, ricco di essenze vegetali secolari, tra i quali interessante è il leccio cresciuto sopra una roverella, fenomeno unico al mondo e inspiegabile scientificamente. 2 sono i monumenti vegetali millenari di eccezionale valore scientifico e spettacolare: la roverella di Monte Artu, in territorio di Illorai, e l'olivastro di Sorculana, in territorio di Bottida, che con i suoi 11 metri di circonferenza nel collo del tronco può essere considerato il gemello di quello di Luras. Entrambi sono i più grossi della Sardegna. In questo eccezionale ambiente, e principalmente sul Monte Rasu, abbondavano cervi e daini, scomparsi negli anni 30 a seguito di uno sviluppo venatorio, che a partire dal 1919 permise a compagnie di cacciatori di imbarcarsi per la Sardegna dalla penisola, i quali avevano come meta preferita questi rilievi ideali per la caccia grossa. Nonostante l'eccessiva e incessante attività di caccia, è riuscito a sopravvivere il cinghiale, che ancora oggi popola numeroso l'interno di queste foreste, dove trova riparo. Molto diffusi sono il riccio, la volpe e, anche se difficili da vedere, la martora e il gatto selvatico. Tra i volatili è facile incontrare il picchio maggiore, il merlo, magari mentre imbecca i suoi piccoli, il coloratissimo cardellino, la ballerina bianca e lungo i corsi d'acqua l'elegante airone cenerino. Tra i rapaci è ricomparso l'avvoltoio grifone, proveniente dall'oasi di Capocaccia e dalle coste della Planargia. Secondo alcuni esperti, possono trovare anche in queste montagne le condizioni ideali per riprodursi.